giornata alla conclusione del campionato Under 17, verdetti ampiamente in discussione, ad eccezione della vittoria della regular season acquisita con largo anticipo dalla Fairplay Messina. Al Pietro Cangemi il Torregrotta ospita la Gifra Milazzo, seconda forza del campionato, sfida che vale punti pesanti in chiave playoff ma anche in chiave playout, non avendo ancora acquisito il Torregrotta la matematica salvezza. Il tecnico Sandro Errante schiera Marino tra i pali, certo abbatte Maieli, De Gaetano, Gilio, Morabido, Zirilli, Pino, Errante e Bombaci. Dirige la partita Francesco Di Fiore quando passiamo al film dell'incontro grazie alle immagini a cura del nostro Francesco Morabido. Dopo 2 giri di lancette, immediato vantaggio degli ospiti, palla in profondità, De Gaetano e Marino non sono perfetti, Spoto ne approfitta segnando il vantaggio. A porta sguarnita, clamoroso misunderstanding nella retroguardia torrese. Provano a non perdersi d'animo i ragazzi di Mister Errante. All'8º la punizione di Morabido, testa i riflessi di Zenelai che risponde presente. 12º Gifra Milazzo che torna ad offendere, palla dentro per Greco, stoppa e calcia. Marino attento in questa occasione, gli chiude lo specchio. Abbatte per Morabido, si gira bene e calcia ma Zenelai vola e mette in angolo. Al 26º la punizione di Gilio, pesca la testa di Samuele Pino che colpisce male, la palla sorvola la trasversale. Ghiotta occasione sciupata dai locali. Errante intanto per Zirilli, mette dentro per Bombaci, blocca l'estremo difensore Mamertino. Massimo sforzo offensivo profuso dai torresi al 33º, abbatte e crossa, la sfera arriva ad Errante, subito dentro per il compagno Samuele Pino che da ottima posizione colpisce la trasversale ai pali. Gifra assai più cinica e spietata, Spoto lancia Canevari in verticale, calcia in porta, para Marino sulla ribattuta, però ancora Canevari a gonfiare la rete per la seconda volta di giornata. 0-2 Gifra Milazzo, Mamertini che ora giocano in scioltezza, azione solitaria, semina il panico a sinistra un calciatore rosso-blu, serve l'intervento in scivolata di De Gaetano a salvare il risultato. Un minuto più tardi e Gilio a provarci direttamente da piazzato, 1 metro largo alla destra della porta difesa da Zenelai, Ctrl C, Ctrl V, 3 minuti più tardi Gilio vola però. Attento l'estremo difensore Mamertino, anche in questa occasione va così in archivio la prima frazione di gioco. Gifra Milazzo in vantaggio per 2-0. Inizia con un doppio cambio la ripresa, dentro Emanuele Pino e Cuti, Spoto in luogo di Certo e Zirilli. In campo anche Sciotto per De Gaetano al 72esimo, lancio lungo per Greco che dà assaggio delle sue abilità calcistiche, colpo di suola e tocco morbido con l'esterno del piede destro a battere Marino per la terza volta di giornata. Dall'altro lato la conclusione di Morabido fa solo il solletico a Zenelai. 75esimo tocca a Restuccia per Maieri, all'80esimo Marino perde palla, Greco con un pallonetto per poco non trova la doppietta di giornata. Minuto 85 ci prova Cuti Spoto per il Torregrotta con questa conclusione dai 25 metri, una parabola che però non può impensierire l'estremo difensore della Gifra che chiude in avanti. Bartolone per Arrigo, calcia Marino, si distende alla sua sinistra, termina così al Pietro Cangemi di Torregrotta. Gifra supera Torregrotta per 3-0. Un saluto amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima.